Si scrive Pallades, si legge Servizi Digitali. Va in scena il 18 e il 19 maggio a Bassano una 2 giorni dedicata ai servizi digitali per cittadini, imprese e pubblica amministrazione. Nell'ambito del progetto Pallades, il progetto collegato al bando vinto da Bassano del Grappa insieme agli altri 15 comuni del comprensorio, sta trovando sviluppo naturalmente tutte le iniziative e naturalmente le attività collegate. Il 18 e il 19 maggio prossimo ci saranno 2 importanti seminari gratuiti a favore dei cittadini e delle piccole imprese per informare e dare giusta formazione per l'utilizzo dei servizi digitali della pubblica amministrazione, proprio a favore dei cittadini e per favorire proprio l'utilizzo del mondo digitale sia per cittadini che per le imprese. Che cosa cambia quindi con questi nuovi sistemi? L'impostazione è quella del bando, è quella di avvicinare al mondo digitale le piccole imprese e i cittadini nella vita quotidiana e quindi usufruire positivamente di tutti quei servizi per modalità di pagamento oppure per accedere nei rapporti con la pubblica amministrazione oppure per utilizzare tutti i servizi per le piccole imprese